Quando si dice un fulmine c'è il sereno e scoppia la polemica sull'altopiano dopo che è stato deciso, senza informare i sindaci dei 7 comuni, di inoltrare profughi in alcune colonie diocesane, proprio all'inizio della stagione estiva. Una decisione che ha mandato su tutte le furie i primi cittadini, a cominciare dal sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, sdegnato per quanto definisce un'imposizione dall'alto, senza tener conto delle criticità di un'area montana che basa la sua economia proprio sul turismo. Non sappiamo né dove verranno collocati, se verranno collocati nel territorio del comune di Asiago, né quante persone dovranno arrivare, hai capito? Quindi è assolutamente disarmante pensare di pianificare anche una stagionalità estiva, affrontare le problematiche che abbiamo noi come territorio, senza sapere come dovremo comportarci di fronte ad una situazione che si profilerà nei prossimi giorni. Sono fortemente lesive della nostra immagine turistica e soprattutto di quelle che sono le prerogative di una località che già è vittima di un sistema economico che l'ha messa fortemente in crisi. Una decisione presa dalla prefettura di Padova, visto che da Vicenza il sindaco Rigoni Stern era stato assicurato che non sarebbero stati inviati altri profughi. Oggi il prefetto mi ha detto che questa decisione è stata assunta dalla prefettura di Padova in accordo con la diocesi di Padova, poiché noi siamo sotto la diocesi di Padova. Alcuni sindaci dell'Altopiano, dopo questa notizia, hanno dichiarato che sono pronti, se la prefettura non fa marcia indietro, a depositare la fascia tricolore in segno di protesta. Uno schiaffo, dichiara il sindaco di Asiago, a tutti quei cittadini asiaghesi in forti difficoltà. Io ho ogni giorno sulla mia porta cittadini che chiedono sussidi, che chiedono lavoro. Questi cittadini ora vedono che questi immigrati arriveranno da Asiago a farsi la vacanza nella casa per ferie a spese dello Stato.